Al fianco del vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarollo, si schierano due esponenti della Giunta regionale del Veneto. Roberto Marcato ed Elena Donazzan hanno voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza all'alto prelato che ha difeso il tabaccaio di Civè, Franco Birolo. Nelle scorse ore il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati in Veneto, Lorenzo Miazzi, ha definito le parole di Tessarollo inopportune. Accusare senza neppure sapere come si sono svolti i fatti realmente, rileva Miazzi, va oltre il diritto di cronaca. Si rischia di sfociare nella diffamazione o perfino nella calunnia. L'ANM ora sta valutando se querelare Tessarollo. Io trovo molto grave questa ingerenza della magistratura sul pensiero libero di un vescovo che ha per sua responsabilità un ruolo di guida della Chiesa. Ho mandato un telegramma a Monsignor Tessarollo, l'ho ringraziato per il coraggio di schierarsi dalla parte dei più deboli, e non c'è dubbio che il più debole sia il tabaccaio, il benzinaio, la persona che subisce un tentativo di violenza o di furto. Cari magistrati, meno conferenze stampa e più lavoro sulle vostre scrivanie. Ha ragione il vescovo di Chioggia? Ma senza ombra di dubbio, non vedo che cosa abbia detto di strano. Ha detto una cosa che tra l'altro pensiamo e come me la pensano penso il 90% delle persone che hanno un po' di buon senso.